quest'anno ci siamo candidati pure per i mondiali del 2022, quindi stiamo crescendo tantissimo. È stato l'annuncio della candidatura italiana ad ospitare i mondiali di equitazione per il 2022 a confermare il percorso di continua crescita per il movimento equestre nazionale. La notizia è stata data dal presidente Di Paola, intervenuto al secondo meeting dei tecnici organizzato dal Comitato regionale del Veneto presso l'Auditorium Pontello di Padova. Una giornata importantissima perché riunisce tutti i tecnici e gli istruttori presenti nella regione. La finalità è quello di condividere i nuovi programmi che la federazione ha emanato ed in parte sta emanando e anche raccogliere il feedback da parte del territorio su alcuni aspetti, diciamo, di criticità o perlomeno suscettibili di miglioramento. Ottima la partecipazione degli istruttori al meeting, che ha portato alla luce le linee programmatiche del Comitato regionale, sia in ambito formativo che per quanto riguarda i programmi sportivi ed agonistici delle diverse discipline. Molte le conferme, soprattutto per i grandi eventi tecnici, ma numerose anche le novità introdotte per il 2019. A partire dalla singolare iniziativa che vede la nascita del nuovo binomio teatro ed equitazione. L'arte equestre nel teatro a cavallo, quindi una unione consolidata tra l'arte e il mondo equestre che la nostra regione presenterà in maniera innovativa. Scelte coraggiose da parte del Comitato Veneto, sempre più regione pilota per la Federazione Nazionale, con progetti innovativi che stanno portando ad un aumento del numero degli appassionati, ma con ottime soddisfazioni anche per quanto riguarda i risultati sportivi. Per noi in particolare il Veneto rappresenta tanti risultati sportivi, tanti istruttori appassionati che portano ragazzi a prendere medaglie, tanti centri ippici che funzionano sul territorio e riescono a promuovere questo magnifico sport, questo magnifico compagno di sport che è il cavallo.